Beh, innanzitutto una forte passione, una passione per questa attività, per questo lavoro, per una storia familiare, perché in realtà è un'attività che è stata fondata dai nostri genitori, partita dal nulla, ma che noi abbiamo respirato da sempre, dal primo giorno in cui insomma siamo nati e abbiamo vissuto l'azienda come casa nostra. È diventata quindi sì, la nostra non ragione di vita, però sicuramente abbiamo con questa attività un legame molto forte, tutti e quattro noi fratelli. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare per molto tempo a fianco dei nostri genitori e con dei collaboratori, alcuni sono ancora con noi, che hanno amato tanto quanto noi questo lavoro, quindi c'era questo legame, questa propulsione che era tangibile, si toccava proprio nell'aria, e noi abbiamo deciso tutti singolarmente di continuare questa attività. Anche in momenti molto difficili che abbiamo avuto nel passato non c'è mai passata per la mente di chiudere e cambiare, abbiamo sempre piuttosto fatto degli sforzi per portarla avanti. Anche adesso siamo, come dire, molto coinvolti in quello che facciamo. I momenti difficili non sono mancati neanche in quest'ultimo anno, ma il nostro pensiero è stato di superarli e anzi dare nuova vita sia all'attività e anche al rapporto che abbiamo con i nostri clienti, con i nostri fornitori, con chi collabora con noi. Seguire il cliente nelle proprie aspettative, creare quello che il cliente vorrebbe, desidererebbe avere per le proprie collezioni, e questo sta molto nella capacità nostra, non nostra M3, ma del Made in Italy in generale. Noi riusciamo veramente a capire e comprendere quello che i brand vogliono e tradurlo in prodotto. E questa è una grossa peculiarità italiana, perché per fortuna molti prodotti che vengono realizzati all'estero, in Far East o in altre situazioni, non hanno questa differenza che invece è molto reale in tutto quello che è Made in Italy, perché c'è una storia, perché c'è una cultura, perché c'è un saper fare che di giorno in giorno viene esplicitato. Sicuramente adesso c'è una grande necessità di forza giovane, di nuovi collaboratori, perché sicuramente soprattutto l'anno e mezzo di Covid ci ha fatto capire che sono molte le situazioni in cui il lavoro deve essere gestito in maniera diversa, e questo lo si può dire, c'è una certa mancanza di forza giovane che si avvicini a questa attività. Però insomma non disperiamo, stiamo collaborando con diverse scuole e università, sia locali che non, per aiutare i giovani a inserirsi nel mondo lavorativo, quantomeno a provare durante il percorso dei loro studi, a provare una realtà produttiva reale e magari ad innamorarsene, come ce ne siamo innamorati noi da piccoli. Non è facile da trasmettere, però vediamo che c'è un ritorno dei giovani a queste attività. Nonostante insomma il buco di una o due generazioni, si vede un certo ritorno. Speriamo che anche con il nostro aiuto si riesca ad avvicinare molti più ragazzi e ragazze, perché ce n'è un grossissimo bisogno.